tempo, in una terra antica baciata dal sole, viveva un pescatore dal cuore puro e dall'animo generoso. Il suo nome era Andrea. Le sue mani erano abituate alla fatica delle reti e all'acqua salata del mare di Galilea, ma il suo cuore, quello, sognava qualcosa di più grande, qualcosa che nessuna barca e nessuna pesca potevano dargli. Andrea era discepolo di un uomo che parlava con la voce del deserto, Giovanni. Era stato lui a dire che il Messia, il Salvatore atteso, sarebbe presto venuto. Un giorno, mentre Andrea ascoltava il maestro, vide un uomo passare, un uomo dal volto sereno, dagli occhi che sembravano guardare il cielo e la terra insieme. Giovanni si fermò e disse con una forza che trapassava il cuore: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo». Andrea non ebbe dubbi. Sentì un calore invadergli il petto, come se il suo cuore avesse trovato la strada. Seguì quell'uomo, accompagnato da un amico. Quando il maestro si voltò e li vide, sorrise. La sua voce era calma e profonda. «Chi cercate?» chiese. Andrea, quasi tremando, rispose: «Dove abiti?» E l'uomo, con dolcezza, disse: «Venite e vedrete». Andrea andò. Vide non solo la casa, ma il cuore di quel Salvatore. Da quel giorno capì di aver trovato il senso della sua vita. Un altro giorno, mentre pescava con suo fratello Pietro, il maestro lo chiamò di nuovo: «Seguitemi e vi farò pescatori di uomini». Andrea lasciò tutto, la barca, le reti, il mare. Seguì il maestro senza mai voltarsi indietro. Ogni passo accanto a lui era come un sogno che si realizzava. Vide i miracoli, ascoltò parole che davano pace e capì che la sua vita non sarebbe stata più la stessa. Passarono i giorni e poi i mesi. Quando lo Spirito del Signore scese su di lui, Andrea sentì il coraggio di portare quella parola, quella luce, ovunque. Viaggiò tra terre lontane, parlando di un amore che non conosceva confini, di un Dio che si era fatto uomo per salvare tutti. Ovunque andasse, la gente accorreva, attirata dalla forza delle sue parole e dalla serenità del suo sguardo. Ma il cammino di chi segue il Maestro non è facile. In una città chiamata Patrasso, Andrea incontrò un uomo pieno di superbia, un console che voleva impedirgli di parlare. Andrea, però, non aveva paura. «Tu che giudichi gli uomini», gli disse con fermezza, «sappi che c'è un giudice più grande di te e il suo nome è Gesù». Queste parole fecero infuriare il console, che lo fece imprigionare e condannare alla crocifissione. Quando Andrea vide la croce, non tremò. Anzi, il suo cuore si riempì di gioia. Guardò quel legno ruvido e disse: «Oh, buona croce, tanto amata, prendimi, portami al mio maestro. Egli ti ha resa santa, ed ora io verrò a lui attraverso di te». Fu legato alla croce e per 2 giorni, tra dolori terribili, continuò a parlare del Salvatore. Non smise mai di pregare, mai di sorridere, mai di amare. Alla fine la sua anima si sollevò, lieve come una piuma, verso il cielo. Lassù, il maestro che tanto aveva amato lo accolse tra le sue braccia, donandogli la corona di martire e apostolo. Da quel giorno Andrea rimase per sempre nel cuore della gente. La sua croce, a forma di X, divenne simbolo del suo sacrificio e del suo amore. E ogni volta che il mare si muove o che le reti si riempiono, i pescatori ricordano Andrea che non solo pescava pesci, ma portava le anime al cielo.
Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.